Voglio realizzare un progetto di legge per regolamentare questi accessi, ovviamente sulla base di determinati requisiti, sulla base di determinate caratteristiche, ma credo sia giusto e doveroso nel 2026 garantire l'accesso, soprattutto per quanto riguarda i pazienti oncologici, quindi nei centri oncologici, l'accesso degli animali d'affezione. Un impegno netto e deciso, quello del presidente Alberto Stefani, che si è commosso seguendo le storie di Barbara e della sua gioia a Treviso e di Pimpa e della sua padrona all'ospedale di Piove di Sacco. Qui le pazienti hanno potuto riabbracciare i loro cari amici a quattro zampe solo dopo molto tempo dal loro ricovero. Pur essendo la pet therapy riconosciuta a livello di cura già dal 2003, in Italia manca una legge nazionale che regolamenti l'accesso di cani e gatti dentro le strutture sanitarie. Oggi le norme variano sia a livello regionale che sanitario, dipendono cioè dalla direzione sanitaria specifica che le stabilisce di volta in volta. Ma come ribadisce il Presidente, si tratta di aprire le porte a compagni di vita, oggi membri della famiglia a tutti gli effetti. Rappresentano un componente della famiglia e su questo dobbiamo continuare in questa direzione. Voglio realizzare un progetto di legge a mia firma. Un'idea portata avanti dall'associazione Angeli con la Coda, dove Antonio Scalise, marito di Barbara, e Valeria Vezzaro, esperta di pet therapy, se ne occupano da oltre 15 anni. I cani, oltre ad essere vaccinati e cippati, devono anche aver fatto un percorso preciso. Un cane che ha svolto insieme al suo proprietario un percorso dove il proprietario ha compreso come comunicano i cani e soprattutto come aiutarli a non entrare in stress. D'accordo? Ma per fare questo bisogna viverci di fianco, non portarli soltanto a fare la pipì la sera. E io e Barbara ne siamo convinti. Siamo 16 anni che ci stiamo lavorando. L'associazione si è detta anche felicemente sorpresa della proposta del presidente Stefani e disponibile, se lo vorrà, a dare una mano alla stesura della legge.